luogo in Italia dove il tempo sembra aver fermato il suo corso, custode di un'epoca in cui l'impero romano d'Occidente esalava i suoi ultimi respiri e l'Oriente iniziava a brillare. Benvenuti a Ravenna. Non una semplice città, ma uno scrigno sospeso tra terra e cielo, dove le pareti spoglie di antiche basiliche nascondono il tesoro più straordinario dell'umanità. Una galassia di mosaici millenari che da oltre 1500 anni riflettono una luce ultraterrena. Oggi faremo un viaggio nel tempo, passeggiando tra le ultime tracce degli imperatori, i segreti dei re barbari, il silenzio profondo che ispirò l'ultimo rifugio di Dante Alighieri. Preparatevi a riempirvi gli occhi d'oro. Siamo a Ravenna, tranquilla e sorprendente città della Romagna. Passeggiare in centro è una meraviglia, le piazze vissute, le scolaresche in gita, i turisti a cercare la storia che qui si è fermata e brilla sui soffitti delle chiese. Qui tutto ci ricorda che l'arte del mosaico è universale e in evoluzione. Ma Ravenna non è solo mosaici, è tradizione, buon cibo e una invidiabile tranquillità che la rende un posto raro per la sua qualità della vita. Il ristorante Amaranto è un ristorante vegano, l'unico ristorante vegano di Ravenna, nato nel 2013 da una persona visionaria che aveva cercato di vedere oltre, quindi ha aperto un locale solo vegano. Il nostro menù è composto da appunto un menù tradizionale romagnolo, quindi abbiamo i cappelletti romagnoli, ovviamente in chiave vegana, e abbiamo le lasagne, abbiamo i tortelli, abbiamo le tagliatelle con il nostro ragù ovviamente. In più abbiamo aggiunto nell'ultimo anno una serie di formaggi che produce una ragazza del territorio, perché i nostri prodotti, come anche i vini, sono principalmente del territorio. I nostri vini sono vini biologici, biodinamici e questi formaggi sono formaggi fatti di anacardi. Le nostre lasagne, i nostri noodle, i nostri involtini hanno anche la versione senza glutine. Il ristorante, oltre a occuparsi ovviamente di cucina, si occupa anche di eventi tipo raccolte fondi per animali, raccolte fondi per rifugi, ci occupiamo di presentazioni di libri, così è un ristorante anche un pochino politico perché si occupa appunto di queste tematiche importanti. La cittadinanza risponde molto bene, infatti la maggior parte dei nostri clienti è onnivora. E vabbè, vegano ovviamente, quando trova tutto vegano, il menù vegano, sono sollevati perché sono pochi i ristoranti che propongono un menù interamente privo di derivati animali, quindi a volte ci sono tante opzioni che quindi dopo bisogna chiedere, eccetera. Noi ci siamo fatti il ristorante appunto perché non sapevamo dove mangiare, insomma. Il nostro è un ristorante etico perché gli animali sono gli ultimi degli ultimi. Ravenna non ha dipinti rinascimentali o grandi affreschi barocchi a raccontare il suo passato. Ha il mosaico, un linguaggio eterno, ereditato da Roma e sublimato dall'oro di Bisanzio, che da oltre 1500 anni custodisce intatta la meraviglia di un'epoca in cui la città era il centro del mondo conosciuto. A differenza degli affreschi, che subiscono il peso dei secoli, il mosaico ravennate non sbiadisce. Le tessere di vetro colorato e le lamine d'oro zecchino, inserite nei muri con inclinazioni calcolate imperfette, sono fatte per catturare la luce naturale o delle candele, facendola rimbalzare in ogni direzione. Il risultato? Le pareti sembrano vibrare, i cieli stellati sembrano muoversi e le figure sacre sembrano fluttuare in uno spazio senza tempo. A Ravenna secondo me si sta molto bene, non è una città ma è un paesone dove più o meno si conoscono tutti, perché tu quando passeggi per strada difficilmente non conosci 5 persone su 10 che vedi e ti fa sentire sereno, sempre in un ambiente conosciuto e si sta proprio bene. Ci troviamo dentro a un museo. Alla fine chi viene a mangiare da noi cena dentro al museo. È un salone dei mosaici dove dentro abbiamo aperto il Valentino da quasi 2 anni. Questa struttura è stata costruita nel ventennio fascista, ma è pur sempre un pezzo di storia d'arte.
Abbiamo pensato di fare un ristorante con una cucina che riproponesse i piatti della tradizione ravennata e romagnola, che non si usa più assaggiare neanche nelle case delle mamme, delle nonne, la famiglia la domenica, e abbiamo fatto uno studio per riportare tutti questi ricordi, però in un piatto. Un 70% del menù è pesce, tutte le materie prime che usiamo sono fresche, del territorio e di stagionalità. Uno dei nostri cavalli di battaglia è un malfettino alle canocchie. Il malfettino è una tipica pasta romagnola, praticamente sono scarti di lavorazione, perché noi facciamo anche i cappelletti così, vengono tritate a mano, è come se fosse un risotto ma di pasta fresca. Con 100% utilizziamo la canocchia, frulliamo la polpa che viene usata nel condimento cotto dentro al malfatto e crudo come un'emulsione sopra per finire il piatto. Con i gusci facciamo un brodo di canocchie dove cuociamo i malfettini. Sono 35 anni che lavoro in cucina, ma non ho mai messo un cappelletto in ragù, ma sposando questa filosofia del Valentino, nel menù riprendiamo esattamente la ricetta numero 7 di Pellegrino Artusi. Nel suo libro c'è proprio una frase dove dice: se tu chiedi in Romagna, ogni famiglia ha la sua ricetta, quindi perché non usare la sua ricetta nel nostro ristorante per renderci unici? Ho lavorato tanto in giro, un po' all'estero, un po' in Italia. Tornare a Ravenna è come dire: eccomi, ho cercato di apprendere il più possibile fuori e adesso diamo quello che sappiamo ai cittadini di Ravenna, alle persone che conosciamo, e questo secondo me è un bel prospetto di lavoro e vita per essere ritornato a Ravenna. Nel piccolo e intimo mausoleo di Galla Placidia, la cupola si trasforma in una notte d'estate eterna. Un profondo blu indaco accoglie centinaia di stelle d'oro che ruotano attorno a una croce centrale. È un'atmosfera magica e sospesa. Oggi vi raccontiamo dell'Albergo del Cuore, uno dei progetti più importanti della nostra cooperativa che opera in questo territorio da circa 40 anni a sostegno delle persone con disabilità e fragilità del territorio. Oggi e negli ultimi tempi l'abbiamo fatto con un progetto di turismo accessibile e inclusivo attraverso appunto la realizzazione di questo albergo speciale che è l'Albergo del Cuore. È un boutique hotel, quindi abbiamo lavorato su tanti concetti, su tanti valori, tra cui la bellezza, perché crediamo che la bellezza sia un elemento di valore, sia un elemento anche terapeutico per alcuni aspetti, che può mettere quindi a proprio agio in una condizione di benessere le persone a partire da chi ci lavora. Lo staff è uno staff inclusivo e quindi anche le persone con disabilità che hanno fatto un percorso all'interno della nostra Academy formativa trovano un'opportunità e un'occasione di lavoro e quindi di emancipazione nella loro crescita, nel loro progetto di vita. Abbiamo 10 camere all'interno del nostro piccolo hotel, ognuna diversa dall'altra e ognuna in grado di ospitare in maniera speciale e accogliente tutte le persone appunto a partire dalle loro caratteristiche, anche quindi in condizione di disabilità. Il nostro Albergo del Cuore è dotato anche di un ristorante, il nostro Bistro del Cuore, aperto sia alle persone esterne che vogliono venire a trovarci, sia agli ospiti dell'albergo. Un ristorante che propone piatti della cucina tradizionale romagnola, sia di carne che di pesce, con anche proposte vegetariane e vegane, e un'attenzione particolare alle materie prime che derivano dalla rete di Campagna Amica, e quindi dei piccoli produttori del territorio, e dalle nostre verdure prodotte dalla nostra azienda agricola biologica che si chiama Mater Nature. Nel ristorante operano anche i nostri ragazzi dell'Academy formativa, sia nel servizio sia nella cucina, nella appunto preparazione dei piatti. Entrare nella Basilica di San Vitale è un colpo al cuore. Qui la prospettiva geometrica si perde e lo sguardo viene rapito dai celebri pannelli imperiali.
Da una parte Giustiniano, dall'altra Teodora. I sovrani di Bisanzio, ieratici e solenni, tempestati di gioielli e circondati dalle loro corti, ci fissano da 15 secoli con occhi magnetici, testimoni di un potere che voleva farsi divino. Noi siamo situati alle porte del centro di Ravenna, un piccolo ristorante, circa 40-45 coperti. Siamo sotto un condominio ed è per questo che ci chiamiamo Cucina del Condominio. E la cucina tradizionale, un occhio di riguardo per gli ingredienti, per le materie prime e cerchiamo di dare il massimo con quello che ci dà la nostra terra. I nostri piatti forti sono le paste, lo dice anche l'insegna Cucina del Condominio, paste, brodi e compensi. I compensi per noi sono i ripieni delle paste, quindi le paste ripiene. Beh, sicuramente il piatto che va di più, sia per i turisti che anche per comunque i locali, è sicuramente il cappelletto tradizionale con il parmigiano e il ravigiolo al ragù. Le polpette di bollito sono un nostro must e in questo periodo i fiori di zuccheri pieni. Abbiamo creato questo cappelletto che ho chiamato Volevo essere una lasagna. Per snobbare un po' l'Emilia, quindi il nostro cappelletto l'abbiamo trasformato in una lasagna, l'abbiamo riempito con la besciamella, bella saporita, noce moscata, e poi abbiamo fatto un sugo di carne liscio, quindi con i pezzi di carne abbiamo ricreato un sugo di ragù e una crema al parmigiano. Cucina del Condominio è un luogo dove il cliente è più un amico e fa parte delle nostre tavolate, quindi si sente a casa. A Ravenna c'è un monumento che si stacca completamente dall'oro dei mosaici bizantini. È una mole di pietra severa, fiera e magnetica, il mausoleo di Teodorico. Costruita per custodire il sonno eterno del leggendario re ostrogoto, questa tomba nasconde un segreto ingegneristico che sfida i secoli. Una cupola formata da un unico colossale blocco di pietra pesante oltre 200 tonnellate. L'attività è iniziata come vendita di articoli per la danza, perché mia madre aveva una scuola di danza. Il negozio fu aperto proprio per vendere quella tipologia di prodotto. Col passare degli anni le cose si sono evolute e praticamente adesso vendo solo abbigliamento da donna, già da qualche anno. Ho appunto 2 negozi, questo che è quello storico, appunto aperto nel 1987 e nella via principale di Ravenna, perché era il mio sogno da sempre, avere un negozio in via Cavour. È un multibrand, cose che vedo che mi piacciono le inserisco nel negozio, quindi cerco sempre di tenermi in un livello piuttosto altino. Io lavoro per passione, mi è sempre sembrato di giocare perché mi piace talmente tanto che non ho mai vissuto venire a lavorare come vado a lavorare, insomma. Io vengo tutte le mattine volentieri ormai da 39 anni, quindi è il mio sogno che si è realizzato. Non potrei essere più contenta di così. Siamo a Sant'Apollinare Nuovo. Lungo le pareti della navata centrale si dispiega una delle processioni più affascinanti della storia dell'arte. Da un lato i re magi guidano un corteo di 22 vergini verso la Madonna, dall'altro 26 martiri avanzano verso Cristo. Un ritmo visivo ipnotico, dove le vesti bianche e i dettagli dorati creano una sinfonia visiva senza eguali. Siamo un'osteria di pesce un po' unconventional. Mischiamo l'ospitalità d'osteria al fine dining e all'alta cucina, in modo da offrire ai nostri clienti e ai nostri commensali una proposta sì populista, ma con una visione sicuramente elegante, raffinata e di alta qualità. L'acciuga si è sempre contraddistinta nella ristorazione ravennata per i suoi piatti. Io sono subentrato a partire da quest'anno, da quest'inverno, e stiamo insieme cercando di
a elevare sempre di più quella che per noi è la ricerca del piatto, la ricerca della materia prima, in una maniera adeguata per le materie prime che stiamo usando. Perché, ripeto, cerchiamo di usare materie prime di primissima qualità, locali, fin dove si arriva. Noi siamo giovani, abbiamo voglia di fare, siamo intraprendenti e voglia di metterci in gioco. Quindi questi nuovi menù sono frutto di quello che siamo e quello che vorremmo essere. Provare i nostri menù degustazioni è un'esperienza giocosa, preparazioni che a volte spaventano, ma fidatevi che siamo qui per rendervi una serata indimenticabile, sia a livello gastronomico che a livello di esperienze e di emozioni. Fuori dal centro, immersa nella pace della pianura, la grande basilica Sant'Apollinare in Classe offre un catino absidale dominato dal verde smeraldo di un prato paradisiaco. Qui, tra pecorelle candide e una vegetazione stilizzata, campeggia la figura del santo e, sopra di lui, una croce gemmata iscritta in un disco di stelle. È il trionfo della natura trasfigurata dalla fede e dall'arte bizantina. Cavallino Astorna nasce come azienda agricola dove c'è attività sia di maneggio che abbiamo aperto un piccolo bed and breakfast. L'attività nasce da una mia grande passione per i cavalli e per l'equitazione, quindi nel 2019 siamo riusciti a trovare questo bellissimo angolo dove poter partire con la nostra attività. Il nome La Cavallina Astorna è stato dedicato a mia nonna, quindi in suo onore, in quanto quando ero piccolina mi raccontava sempre la poesia della Cavallina Astorna. Il bed and breakfast è strutturato in 2 camere. Viene offerta la colazione, ovviamente, oltre che alle stanze. C'è la possibilità di utilizzare anche delle biciclette per poter raggiungere il mare, in quanto siamo vicini al mare. Non abbiamo un maneggio che fa equitazione tradizionale, ma effettuiamo un lavoro di horsemanship, quindi ci occupiamo di far instaurare alle persone un buon feeling, un buon approccio con il cavallo per poter creare un binomio che sia basato sul rispetto e soprattutto sulla sicurezza. Tutto si basa partendo da un concetto di rispetto e fiducia, quindi l'inizio del lavoro nasce con lo stare insieme al cavallo e imparare a stare vicino al cavallo, conoscerlo, capire quelli che sono i suoi bisogni. Una volta effettuato questo primo approccio, proponiamo anche delle passeggiate. Quello che noi vogliamo è che le persone si sentano un po' anche a casa, e nonostante magari siano in vacanza, quindi cerchiamo sempre di dare il più comfort possibile. C'è una Romagna che abbandona la linea piatta del mare e sceglie il silenzio delle colline. Qui, dove la terra si solleva in 3 speroni di roccia che tagliano il cielo, sorge Brisighella. Più che un borgo, un quadro d'altri tempi dipinto con i colori pastello delle sue case e il verde argenteo degli ulivi secolari. La rocca manfrediana e la torre dell'orologio si guardano da secoli, sentinelle di pietra poste a guardia di una perla medievale. Brisighella è questo, un rifugio per l'anima, dove ogni pietra racconta una favola antica. Siamo qui vicino a Brisighella, che è un borgo medievale, uno dei più belli borghi d'Italia, e siamo molto vicino alla frontiera della Toscana. Siamo nelle colline belle di questa zona, c'è sempre un bel venticello qui, non c'è quel caldo della città, la città più vicina è Faenza, e poi siamo un'ora distante dal mare, da Ravenna.
Abito qui adesso da 2 anni, nel maggio del 2024 ci siamo spostati qua dalla Germania qui in Italia ed era un nostro sogno di abitare finalmente in Italia e abbiamo trovato questo bellissimo posto nella Romagna che ci ha accolto con tanto cuore. Il nostro bed and breakfast consiste da 3 camere. Noi abbiamo messo dei mobili anche vecchi che abbiamo fatto dipingere in uno stile, per ogni camera uno stile diverso. La pace che si trova qui aiuta tanto a rigenerarsi. E facciamo tanto sul biologico, allora quando io preparo anche la colazione cerchiamo di proporre tante cose biologiche. Abbiamo il servizio della piscina, che è una piscina molto grande, quasi 100 metri quadrati, solo per i nostri ospiti, allora ci sono massimo 10 persone alla piscina, c'è tanta privacy. Organizziamo per esempio delle degustazioni di vino o anche dei tour trekking o anche un corso di mosaico. Sono terapeuta da più di 30 anni. Io do qui anche la possibilità di prenotare un massaggio, un trattamento, una consulenza. Noi abbiamo avuto poco fa i ospiti da Ravenna che sono venuti proprio dalla città per scappare tutto questo trin-tran, anche il calore della città, e si sono riposati totalmente. Io li ho visti all'inizio molto stanchi, molto esauriti, poi sono stati qui due giorni ed erano rinnovati, direi. Il nostro viaggio finisce qui, dove la pianura incontra i primi rilievi dell'Appennino. Abbiamo percorso una terra di contrasti straordinari. Partiti dal riflesso eterno dell'oro bizantino nel cuore di Ravenna, abbiamo attraversato una provincia ricca di storie fino ad arrivare nel verde dell'Appennino. Un itinerario che non è solo geografico, ma un vero e proprio cammino attraverso i secoli, dove il mosaico dell'arte si fonde con il mosaico del paesaggio. Un viaggio slow tra la terra, il cielo e la luce di questa Romagna senza tempo.